Sono in compagnia con il portiere del Pietracuta, Forti Matteo. Forti, che partita è stata? È stata una partita equilibrata il primo tempo, con occasioni da tutte e due le parti, mentre per me il secondo tempo li abbiamo chiusi un po' nella loro metà campo e a noi è mancato solo il gol. E si è stati sfortunati in qualche rimpallo e la loro occasione più grande è stata la punizione col palo del loro capitano, però ci è mancato solo il gol. Ai punti meritavamo la vittoria per me. Comunque alla distanza il pareggio vi accontenta? Il pareggio sicuramente sì, accontenta un po' tutte e due le parti, perché se non riesci a vincerla l'importante è portare a casa almeno un punto, però siamo un po' rammaricati perché volevamo la vittoria. Gli obiettivi del Pietracuta quali sono? L'obiettivo del Pietracuta è salvarsi e portare a casa i punti in ogni campo in trasferta e far sì che la nostra casa sia il nostro fortino. E dobbiamo continuare così perché siamo sulla giusta strada. Sono in compagnia con il mister del Nuova Fietria, Pasquale Vittorio. Mister, lei oggi sostituisce l'allenatore squalificato. Questo pareggio l'accontenta? No, ci accontenta perché la squadra è stata positiva e soprattutto negli ultimi 10-15 minuti del secondo tempo e nei primi 10-15 minuti del secondo tempo abbiamo giocato molto meglio rispetto a loro. Allora comunque sono una squadra molto forte, noi con tante assenze, però i ragazzi hanno risposto molto bene. Comunque 2 partite e 4 punti, diciamo, non sono pochi. No, la via deve essere questa. I ragazzi stanno dando tutto, il gruppo c'è, speriamo che adesso ci sia anche un po' di fortuna e recuperiamo tutti gli infortunati e gli squalificati. Mercoledì si torna a Medicina, come affronteremo questa partita? Con lo stesso atteggiamento di oggi, 11 giocatori, chi gioca, chi entra al 100% devono dare. Gli obiettivi di questa Nuova Fietria chiaramente la salvezza. Assolutamente, noi vogliamo salvarci il prima possibile, quindi speriamo che venga prima rispetto all'anno scorso.